Migranti nella sede della Croce Rossa di Via Levantina a Jesolo, cresce la tensione dopo il risultato dell'ultima tornata di tamponi. 2 nuovi positivi ed altri 10 già risultati contagiati 2 settimane fa che continuano a restare positivi al virus. A darne comunicazione il sindaco della località balneare. Tra l'altro l'ASL mi informa che non tutti hanno fatto l'ultimo tampone perché 3-4 nomi non si sa dove erano, dove sono, se all'interno o all'esterno non si sa nulla, e quindi sta di fatto che questa mattina ho deciso di formalizzare una richiesta al Comitato regionale Veneto della Croce Rossa di commissariare la struttura di Jesolo. Per la gestione del problema, dunque, il sindaco stamattina ha chiesto formalmente il commissariamento della sede della Croce Rossa di Jesolo. Nelle stesse ore la Confcommercio della località balneare ha inviato una formale diffida a Prefettura di Venezia e Croce Rossa, invitandoli ad impedire, per quanto di rispettiva competenza, l'uscita degli stranieri ospitati al centro di Via Levantina. La diffida è stata trasmessa per conoscenza anche alla Procura del Tribunale di Venezia. Secondo l'avvocato delegato dall'associazione Alberto Teso, è indispensabile impedire ulteriori decisioni scellerate che potrebbero compromettere ulteriormente una stagione turistica in gravissimo affanno. Timori di ripercussioni sulla stagione turistica condivisi dall'associazione jesolana Albergatori. Pensare di buttare via una stagione che in qualche modo a Jesolo si sta, non dico salvando perché è un termine troppo grande, ma in qualche modo sta reggendo l'urto meglio che in altre località per colpe altrui, credo che non possiamo permetterci in una situazione come questa.